Viviamo in un paese che si scandalizza per uno stop al genocidio, che dovrebbe essere invece una frase condivisibile. Viviamo in un paese che risponde alle richieste di pace con la violenza. Quasi 500 persone si sono ritrovate davanti a Palazzo Moroni a Padova, dove è stata alta l'adesione alla manifestazione degli studenti organizzata dopo i fatti di Pisa, dove centinaia di ragazzi sono stati caricati e decine di loro feriti durante gli scontri con la polizia in occasione di un corteo per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese. In queste ore online il mondo della scuola padovano si sta mobilitando e oltre 1000 insegnanti hanno già sottoscritto un appello in solidarietà agli studenti feriti a Pisa. La mobilitazione padovana è stata organizzata da Unione degli Studenti Universitari di Padova, Verona e Venezia e della Rete degli Studenti Medi di Padova. Non resteremo in silenzio di fronte a uno Stato che ci censura, manganella gli studenti giustificando il sangue. Venerdì a Pisa 18 studenti, tra cui molti minorenni, sono rimasti feriti dopo che le forze dell'ordine hanno caricato un corteo pacifico che chiedeva il cessate il fuoco in Palestina. Le manganellate rappresentano un fallimento in primis perché reprimere il dissenso con la violenza è sbagliato, soprattutto se vengono represse piazze dove si sta chiedendo la pace. Non erano piazze dove si stava cercando uno scontro, dove si stava aizzando l'odio, ma piazze dove c'era una richiesta di pace e di solidarietà a un popolo, che è il popolo palestinese. Durante la manifestazione sono state anche ricordate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto sui fatti di Pisa dicendo: i manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento, parole sottoscritte anche dagli insegnanti padovani e dagli esponenti del PD cittadino che ieri sera erano in piazza a Padova con gli studenti. Come amministrazione devo dire che noi ci rivediamo perfettamente fino all'ultima virgola nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come sempre rappresenta una guida incredibile per indicare la via maestra della Costituzione. Il punto è che le opinioni dissenzienti, la pluralità di opinione nel nostro Paese non può mai essere taciuta e men che meno essere colpita con la violenza. Come ha detto il Presidente Mattarella, le istituzioni hanno fallito, però io da queste piazze, a prescindere dalle opinioni che vediamo, da questa partecipazione vedo invece un risorgere dei valori costituzionali